vedere se anticipava il pranzo. Ma tu al ristorante devi andare tutto un attimo, può camminare. No, ma è tutto verde. Bruna. Mario! Non dimenticarti di noi, i nostri commensali. No, io mi sposto. Facciamo un brindisi, ragazzo! Non pensa a fare foto! Facciamo un brindisi, facciamo! Vi ricordate il torione? Questo è l'unico che viene mandato qui su, ma guardate a destra, tutti gli altri rimangono tronchi come questo che abbiamo a destra. Lì immaginate dame, cavalli, sono messi sugli affacci più belli panoramici. Quindi cerchiamo di immaginare anche come poteva essere vissuto oggi. Allora è giusto che si paghi l'ingresso. Ogni scalata è una lavatura che è più grande che tutto, la qualcuno nelle prendere questa è una bella è il maggio Tanto che abbraccio. Questo è il buco molle.
Una catena con due giganti sono uno standard tipico di tutti gli giardini rinascimentali dopo le navi volante, perché hanno dei significati particolari, la catena d'acqua per il salto dell'acqua e musica, quindi si ripetono nei giardini dell'epoca settentrionale d'estate, noto come fenomeno. Dove ci sono siepi ritagliati in maniera completamente. Ora la casina è sempre chiusa, non è mai stabile, perché da quando è diventato tutto proprietà statale, ci si siede, ci viene ad ordine le sedie, i musici si mettono attorno alla fontana, aprono tutto, illuminano tutto, tutta l'argento anche questo ogni tanto, la luna di solito è illuminato. Anche domani? Che facevano? A che orari? No, è tutto sassoso, che bello. Ho detto Un attimo. Ho visto, sì. Spettacolo in norvegese dopo e anche domani tratto da un poeta italiano e quindi faranno questa, ci sono quegli attori, per quello c'è questa pedana, di solito non c'è mai. Allora signori, infernaccio, tutto completamente artificiale, la grotta non esisteva, è stata fatta appositamente con questi satiri, vedete questi demoni che sembrano uscire dai fumi dell'inferno, 3 di qua e ce n'erano 3 di qua. Che cosa ci facevano qui dentro? Allora, si entrava di lato, ancora oggi si può entrare, e lì sotto c'era più spazio, venivano fatti certi pranzetti. Nella calura dell'estate, al fresco, no, tranquillo pare, se no potevano, facendo uscire l'acqua, come fanno oggi i nostri svedesi, norvegesi, mettevano un bel tavolato in legno e facevano recite, commedie, quindi era già il set pronto per fare teatro. Mentre un po' di anni fa, se qualcuno ha visto il film di Pinocchio di Comencini, quello con Manfredi, questa era la pancia della balena. Quando Pinocchio e Geppetto per uscire fuori, questo era il set di quel film. Ma hanno girato tantissimi film da queste parti. Non vi posso aprire l'acqua, la ragazza è venuta a chiedermi, però... Allora, scusate, qualcuno chiede di assistere allo spettacolo, però non so quanto duri. Se volete